Uno dei problemi da affrontare dopo il terremoto in Friuli del 76 è stato il recupero del patrimonio culturale, problema molto complesso risolto grazie a finanziamenti speciali, ad una particolare autonomia gestionale e ad una forte motivazione ideale. A testimonianza di ciò, nell'estate del 96 è stata organizzata a Cavasso Nuovo un'esposizione in cui vengono documentate le principali opere di restauro realizzate nella Pedemontana e nelle valli montane della provincia pordenonese. Viene qui data un'ampia documentazione delle forme più esemplari del corretto recupero degli insediamenti umani di valore storico-ambientale. Negli interventi si sono tenute in considerazione sia le esigenze di abitabilità che le esigenze dettate dalla conservazione dei caratteri peculiari dell'edilizia tradizionale, importante riferimento per l'identità dei luoghi. Vengono inoltre documentati i restauri degli edifici monumentali, civili e religiosi e delle opere d'arte comprese in essi. Nella zona occidentale del Friuli compromessa dal terremoto, gli interventi sul patrimonio culturale sono stati organizzati e gestiti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali attraverso la Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici, dal Ministero per i Lavori Pubblici e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La Soprintendenza, dopo le operazioni preliminari di pronto intervento, ha proceduto nell'ambito delle competenze della legge 1089 del 39. Ha organizzato interventi di restauro di edifici di interesse architettonico, dipinti e sculture e ha promosso scavi e restauri archeologici. Un'importante svolta metodologica alla progettazione ed esecuzione dei lavori si è avuta negli ultimi 10 anni con la realizzazione di nuovi orientamenti normativi ed indirizzo. Con il decreto ministeriale del 24 gennaio 86 viene introdotto per il restauro dei beni architettonici il nuovo concetto di miglioramento antisismico, che si differenzia nettamente dal cosiddetto adeguamento antisismico abbondantemente usato nell'edilizia civile e monumentale nei primi anni del post-terremoto. Nell'86 vengono emanate dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali le importanti raccomandazioni relative agli interventi sul patrimonio monumentale, a tipologia specialistica in zone sismiche. Infine, nell'89, vengono impartite le direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di restauro in zona sismica. Tali indirizzi normativi sono un'importante conquista culturale e metodologica, frutto anche dell'esperienza friulana. A testimonianza di ciò, possono essere presi ad esempio i lavori di restauro effettuati sull'edificio che ospita la mostra, il Palazzat, che con il terremoto subisce dei crolli e delle lesioni ovunque. L'intervento di restauro che ne segue lo si può dividere in due tempi ben distinti. Nel primo intervento, dall'80 all'82, i lavori vengono condotti con tecniche invasive, facendo prevalere demolizioni e ricostruzioni, in ossequio alla legge sugli interventi antisismici, ma non ai dettami del restauro. Il secondo intervento, dall'83 al 95, si differenzia dal primo per un approccio decisamente più conservativo e per l'uso di tecniche più appropriate per un edificio di carattere monumentale. Dopo la riparazione delle lesioni con tecnica detta cuci e scuci, oppure con l'introduzione di scaglie, i muri principali vengono consolidati mediante iniezioni. In prossimità dei dipinti vengono fatte iniezioni di resine. I muri crollati o precedentemente demoliti vengono ricostruiti usando pietra e sassi recuperati dalle macerie. La copertura, a parte la sostituzione degli elementi deteriorati, viene conservata integralmente con la sottostante ossatura di castagno. I controsoffitti voltati vengono conservati. Nel primo piano, sopra la stanza degli affreschi, il solaio ligneo viene pulito, spazzolato, impregnato di fungicidi ed ancorato alla soletta sovrastante in cemento armato. I pavimenti alla veneziana del piano terra vengono rimossi e rifatti. Al primo piano vengono eseguiti terrazzi alla veneziana sopra i pannelli radianti del riscaldamento. Viene ripristinato il ciotolato dei pavimenti esterni. Viene restaurata parte della scalinata sul loggiato posteriore, sostituendo i gradini non restaurabili. I serramenti vengono rifatti seguendo il disegno rilevato da dei pezzi conservati. Gli adattamenti effettuati per il riutilizzo pubblico dell'edificio sono lievi, come ad esempio la creazione di un doppio solaio.
I lavori antisismici e di restauro, eseguiti nella seconda fase, hanno dato prevalenza all'aspetto della conservazione delle parti edilizie superstiti, utilizzando quel nuovo concetto di tecniche migliorative che il decreto ministeriale aveva introdotto. Per quanto riguarda il Ministero dei Lavori Pubblici, avendo inizialmente agito solo attraverso gli uffici del Genio Civile per i lavori di pronto intervento, ha in seguito attuato il ripristino di edifici di culto mediante una concessione delle competenze del Ministero agli ordinari diocesani. Ciò fu determinato dalla carenza di personale negli uffici periferici del Genio Civile e in quelli del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Soprintendenze e diocesi di Concordia e Pordenone hanno effettuato quasi tutti gli interventi di restauro e prevenzione sismica su palazzi, castelli, chiese, affreschi, altari, sculture lignee e reperti archeologici vincolati dalla legge 1089. Come nel resto della regione, anche nella pedemontana pordenonese, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, cui lo Stato ha delegato la vasta operazione della ricostruzione, ha dovuto far fronte, in tempi ristretti, al ripristino del patrimonio culturale e abitativo compromesso dal sisma. L'opera di recupero è stata attuata grazie ai finanziamenti previsti dalla legge regionale numero 30 del 20 giugno 77. Con tali strumenti finanziari si è avuta la possibilità di salvare anche i complessi di architettura cosiddetta minore, che essendo solo in minima parte tutelata dalla legge 1089 del 39, si trovava in grave rischio di abbandono o di demolizione. La mostra si è proposta di realizzare un'ampia campionatura degli interventi attuati nel territorio della provincia di Pordenone, compreso nelle comunità del Meduna e Cellina, nella comunità montana della Val d'Arzino, Val Cosa e Val Tramontina e nella comunità pedemontana del Livenza. In questo modo si è cercato di far apprezzare la qualità del lavoro svolto nel post-terremoto, ma anche di far riconoscere e valorizzare un patrimonio culturale nel suo complesso e nelle sue varie specificità. Seguendo un percorso geografico che da Livenza si sposta ad ovest fino all'Arzino, il primo esempio di tali interventi lo troviamo a Polcenigo in località Gorgazzo, un complesso edilizio che costituisce un brano di un sistema insediativo di antica formazione, oggetto di integrale intervento della regione. La tipologia ricorrente è quella della casa a ballatoio. Questo, nello specifico, è un edificio composto da 3 proprietà e da 2 unità abitative. Risale probabilmente ad epoca anteriore al 1700. La sua posizione trasversale e la presenza di un portico d'accesso lo differenziano dagli altri elementi della schiera. Le opere di recupero hanno compreso la riorganizzazione interna delle funzioni abitative e il ripristino degli elementi lignei esterni. Gli interventi strutturali hanno riguardato il rifacimento dei solai, l'irrigidimento con cordoli in cemento armato e il consolidamento delle murature con parziali sottofondazioni ed iniezioni cementizie. Le schiere del borgo sono disposte, secondo le curve di livello, su terrazzamenti sostenuti da muri dello stesso tipo di pietra utilizzato per i fabbricati. L'uniformità del sistema costruttivo e la coerenza dei materiali impiegati, rispettati nell'opera di recupero, conferiscono unità e grande qualità all'insieme. Qui siamo ad Aviano. L'edificio è databile tra la seconda metà del 1500 ed i primi anni del 1600. Nel tempo ha subito delle variazioni come l'aggiunta di un volume minore comprendente il focolare sul retro e, più recentemente, il portico aggregato sul fianco. Il risultato dei vari interventi, in epoca non recente, si è tradotto in una configurazione molto pregevole, assimilabile, come tipologia, ad altri esempi del luogo. Interessante è l'applicazione sulla facciata del ballatoio pensile e della scala in legno, caratteristici della zona. Le opere di recupero hanno compreso l'adeguamento igienico-funzionale interno nel rispetto della ripartizione muraria preesistente e la ridefinizione dei fori finestra.
Interventi strutturali hanno riguardato la sostituzione dei solai in legno, in parte con soluzione in laterocemento, e il consolidamento delle murature con iniezioni cementizie. Questa costruzione di Montereale, che si presume risalire al periodo compreso fra il 1600 ed il 1700, comprendeva in origine un fabbricato molto più vasto. In epoche successive è stato frazionato in più proprietà e in larga parte completamente trasformato. Ciò che permane oggi, a testimonianza dell'antica tipologia di casa a loggia, è la parte superiore della facciata, mentre il portico, al piano terra, è stato completamente chiuso. Degno d'evidenza è l'elegante colonnato in pietra lavorata nella loggia al primo piano. Il progetto di recupero ha previsto, per quanto consentito da situazioni consolidate, il ripristino degli elementi caratterizzanti l'edificio, compresa la riapertura del portale di accesso alla corte interna. Gli interventi strutturali hanno principalmente previsto il rifacimento del tetto e dei solai in legno, la formazione di cordolatura di irrigidimento ed il consolidamento delle murature con iniezioni cementizie. Sempre a Montereale si trova la chiesa di San Rocco, in cui vengono custoditi gli importanti affreschi eseguiti nel 1560 da Giovanni Maria Zapponi, detto il Calderari. Questi subirono già un restauro prima del 76, poiché la volta del presbiterio presentava numerose lesioni con slittamenti, sia in senso orizzontale che verticale, di una parte di muratura rispetto all'altra. Con il terremoto ci furono estesi distacchi e numerose cadute di intonaco ed alcune preoccupanti lesioni alle pareti. L'intervento di restauro che ne seguì, da parte della soprintendenza, fu molto accurato. Basti, come esempio, il recupero delle vele della volta del presbiterio. Per riportarle alla curvatura originale, si è ricostruito, a tergo dell'intonaco, il parametro murario, dopo averlo asportato mettendo a nudo il retro dell'arriccio, così da potergli dare la curvatura d'origine. Questo piccolo raggruppamento edilizio si ritiene essere tra i più antichi di Maniago Libero. Non risulta aver subito trasformazioni significative in epoca recente. Comprende 2 unità abitative, in parte derivanti da parziali trasformazioni del rustico annesso. Interessante combinazione, articolata su di una piccola corte, tra tipologia a loggia, riguardante la parte più antica, e tipologia a ballatoio. Le opere di recupero hanno compreso l'adeguamento igienico-funzionale interno ed il ripristino degli elementi originari delle facciate. Gli interventi strutturali hanno riguardato il rifacimento dei solai e del tetto in legno ed il rinforzo delle murature con iniezioni cementizie. L'incisione sull'architrave della porta d'ingresso indica il 1678 come l'anno a cui può essere fatta risalire la costruzione di questo edificio, anch'esso di Maniago Libero. In tempi abbastanza recenti è stata attuata una ristrutturazione che ha compreso la chiusura di gran parte del loggiato, senza comunque cancellare le tracce della sua configurazione originaria. L'edificio, con rustico aggregato di recente costruzione, è un esempio tipico di casa a loggia di matrice agricola. Sono di pregevole fattura i pilastri in pietra del portico e del soprastante loggiato. Le opere di recupero hanno compreso la riorganizzazione interna delle funzioni abitative, restituendo la facciata alle condizioni originarie tramite la rimozione dei tamponamenti sul loggiato e la demolizione dell'intonaco sulla pietra a vista. Gli interventi strutturali hanno interessato il rifacimento del tetto e dei solai in legno, opportunamente rinforzati, e il consolidamento delle murature perimetrali con iniezioni cementizie.
Questo atipico complesso edilizio di Fanna corrisponde ad una antica sede di abbazia. Realizzata nel 1500, riveste un elevato interesse storico e architettonico. È stato nel tempo oggetto di coerenti trasformazioni. Di recente, per il ricavo di accessori della residenza, ha subito alterazioni non irreversibili nella zona porticata. L'uso frazionato in 3 abitazioni non impedisce di riconoscere l'impianto unitario dell'edificio. Degno di nota è il sistema porticato ad 1 e 2 livelli che si sviluppano nella corte interna. Le opere di recupero hanno compreso l'adeguamento igienico-funzionale interno e l'eliminazione degli elementi impropri nel porticato. Gli interventi strutturali hanno interessato l'inserimento di setti in calcestruzzo armato, la sostituzione dei solai in legno con latero-cemento, il rinforzo del tetto e la sigillatura delle lesioni sulle murature perimetrali. Sempre a Fanna si trova questo edificio del 1500, pregevole ed originale esempio di casa a loggia, con affaccio su di una corte che, prima dell'intervento, risultava ingombrata dall'aggiunta di un'incoerente edificazione. Affiancato all'abitazione, un secondo corpo di fabbrica era un tempo adibito a stalla con sovrastante fienile. Le opere di recupero hanno compreso l'adeguamento igienico-funzionale con utilizzo anche del rustico annesso, l'eliminazione dei volumi edilizi estranei e la ricomposizione dei fori di facciata. Gli interventi strutturali hanno interessato la parziale sostituzione dei solai in legno e il loro irrigidimento, nonché il consolidamento delle murature esterne con iniezioni cementizie. Il Borgo Runcis rappresenta la più apprezzabile realtà del sistema di piccoli nuclei di antica formazione sulle pendici collinari di Cavasso Nuovo. Il suo edificato è in prevalenza rappresentato da una schiera continua che si estende a semicerchio. Di notevole livello è la qualità dell'insieme, data dalla sua particolare configurazione e dall'uniformità del linguaggio architettonico. Il borgo è stato pressoché integralmente oggetto di intervento della Regione. A titolo esemplificativo, ci soffermiamo su questa abitazione d'epoca anteriore al 1800. Ha in seguito subito modifiche coerentemente apportate rispetto alla configurazione originaria. Sono state in parte determinate dalla trasformazione di un unico alloggio in 2 unità abitative. L'edificio è inserito nel sistema a schiera che caratterizza l'intero borgo. Pregevole esempio di casa a ballatoio su 3 piani, in cui l'articolazione degli spazi e dei collegamenti esterni, dettata da esigenze di servizio di 2 nuclei familiari, si è tradotto in una composizione architettonica che conferisce qualità ed unità all'insieme. Il progetto di recupero ha previsto l'adeguamento igienico-funzionale degli alloggi nel rispetto della partitura muraria esistente. Ha inoltre previsto il completo ripristino dell'edificio secondo le sue caratteristiche. Gli interventi strutturali hanno compreso la sostituzione dei solai e del tetto in legno parzialmente con latero-cemento e il consolidamento delle murature con successiva prevalente copertura ad intonaco delle facciate. Ad Orniese troviamo un esempio di quella moltitudine di chiesette campestri in cui i viandanti si fermavano a pregare, l'oratorio di San Leonardo che risale al XVI-XVII secolo. Nell'intervento di restauro è stata effettuata una revisione generale dell'impianto strutturale, con la sostituzione della copertura. Il campanile accanto, con la terminazione finale a cuspide in rame, risale invece agli inizi del XX secolo. Il terremoto gli provoca lesioni verticali e sconnessioni diffuse in corrispondenza dei solai intermedi in legno, che vengono rifatti in calcestruzzo nell'intervento di recupero. Le lesioni vengono riparate con scaglie di pietre e vengono creati dei pilastri angolari sempre in calcestruzzo. La cuspide in rame viene rifatta.
troviamo ad Alba. L'origine dell'edificio può essere fatta risalire ad epoca compresa tra il 1700 e il 1800. Comprende 2 unità abitative ed è inserito in una corte che ha perso parte dei suoi elementi di definizione per effetto di alcune demolizioni, tra le quali quella del rustico che ingombrava parte della facciata. Si tratta di una pregevole testimonianza di casa a loggia di impianto agricolo, abbastanza ricorrente nell'alta pianura della provincia. Interessante la composizione della facciata per calibratura dei pieni e dei vuoti e per il taglio delle aperture. Le opere di recupero hanno compreso l'adeguamento igienico-funzionale degli alloggi nei limiti consentiti dalle modeste dimensioni di un insieme più adatto ad una sola unità abitativa e il ripristino degli elementi costitutivi delle parti esterne. Gli interventi strutturali hanno riguardato la ricostruzione dei setti murari interni, la sostituzione dei solai in legno, in parte con laterocemento, il rifacimento della copertura in legno ed il consolidamento delle murature con iniezioni. La data sull'affresco al piano terra di questo edificio di Vivaro colloca la sua costruzione anteriormente al 1676. Parte terminale di una schiera si compone di 2 corpi distinti, corrispondendo forse in origini ad un alloggio con annesso rustico poi convertito in abitazione. La sua configurazione definitiva sembra essere frutto di evoluzioni in diverse fasi. Anche se non irreversibili, le trasformazioni attuate all'inizio di questo secolo sono in netto contrasto con il carattere proprio dell'edificio, che tipologicamente rientra tra le case a loggia di matrice agricola. Prima dell'intervento, la facciata risultava poco riconoscibile a causa dei diffusi tamponamenti delle aperture, sia della zona porticata che del loggiato sovrastante. Il progetto di recupero ha previsto la ricostruzione della parte superiore e del corpo di fabbrica più basso, di cui era rimasto in piedi solo il piano terra, e la ricomposizione della facciata secondo i suoi caratteri originari. Gli interventi strutturali, oltre a quelli connessi con la ricostruzione, hanno interessato il rifacimento del tetto e dei solai in legno opportunamente irrigiditi e il consolidamento delle murature superstiti con iniezioni cementizie. Risalendo la Valcellina troviamo l'abitato di Andreis. Quasi tutte le costruzioni seguono qui uno stesso linguaggio architettonico caratteristico del luogo. La tipologia ricorrente è quella dell'abitazione a ballatoio, monocellulare, con 3 vani disposti in verticale e collegati dalla scala esterna. Nell'intervento della Regione si è seguito un piano particolareggiato appositamente redatto. Questo complesso edilizio, la cui origine risale fra il 1700 ed il 1800, riguarda 3 unità abitative sulla testata di una tipica schiera. Nelle opere di recupero è stato privilegiato il ripristino senza alterazioni delle caratteristiche delle facciate principali degli edifici andreani, risolvendo l'adeguamento funzionale con l'aggregazione sul retro di un piccolo volume contenuto nel prolungamento del tetto, per l'inserimento della scala e dei servizi igienici, secondo le previsioni del piano particolareggiato. Gli interventi strutturali hanno interessato il rifacimento dei solai in legno, l'irrigidimento con cordolature in cemento armato e il consolidamento delle murature esterne con iniezioni cementizie. Questo splendido esempio, risalente al 1800, di casa ballatoio su 3 piani con muri laterali in pietra squadrata, si trova a Barcis. Di particolare pregio risultano gli elementi lignei decorativi delle balconate. Inspiegabilmente non è stato oggetto di intervento anche l'antico edificio aggregato sul lato nord. Il recupero dell'edificio ha compreso l'adeguamento igienico-funzionale interno con il ripristino della facciata originaria che aveva subito recenti alterazioni. Gli interventi strutturali hanno riguardato il rifacimento dei solai lignei e l'irrigidimento delle murature.
Numerosi sono stati gli interventi regionali a cloud. Qui la pietra caratterizza con forza il linguaggio architettonico delle abitazioni, proponendo lo stile della casa a loggia come tipologia predominante e conferendo una certa continuità all'ambiente. Questo edificio, comprendente 4 alloggi, combina il classico impianto a loggia e quello ottocentesco a ballatoio pensile, conseguendo una grande unità ed un'elevata qualità dell'insieme. La parte più antica risale al 1700, quella più recente al secolo scorso. Nel tempo ha subito alcune modifiche, che non hanno però reso irriconoscibili i suoi elementi compositivi. Il progetto di recupero ha interessato l'adeguamento igienico-funzionale con la modifica dell'assetto interno dei corpi scala e l'eliminazione delle trasformazioni incoerenti. Gli interventi strutturali hanno principalmente riguardato la sostituzione dei solai, l'irrigidimento con i cordoli in cemento armato e il consolidamento della muratura in pietra con iniezioni cementizie. Anche nella Val Colvera l'intervento della Regione è stato rilevante. A parte qualche eccezione, come questo edificio seicentesco di Frisanco a Loggia, il linguaggio architettonico è caratterizzato dalle case in pietra, con il tipico ballatoio in legno. Classico esempio di questa tipologia è questa schiera composta da 4 unità abitative che può essere fatta risalire alla prima metà del Settecento. L'unicità del linguaggio tradizionale della Val Colvera e l'omogeneità dei materiali, pietra e legno, conferiscono unità e qualità all'insieme. Il recupero della schiera ha consentito l'adeguamento igienico-funzionale mediante operazioni interne ai singoli alloggi, consentendo la demolizione di elementi impropri aggiunti in tempi recenti. Gli interventi strutturali hanno compreso la parziale sostituzione dei solai in legno, l'irrigidimento con cordolature in cemento e il consolidamento delle murature con iniezioni cementizie. Suggestivo è questo edificio di Po Fabbro, la cui complessità è data dalle soluzioni distributive adottate in un ristretto spazio disponibile, in corrispondenza ad un nodo di percorsi su diversi livelli. L'intervento di recupero è stato incentrato sulla parte strutturale, mediante il consolidamento delle fondazioni e delle murature, nonché la sostituzione dei solai, parte in legno e parte in laterocemento. Questo pregevole esempio di casa a loggia, che presumibilmente risale al 1700, si trova a Navarons. Alle 3 ampie arcate del portico fanno riscontro, al piano superiore, delle aperture insolitamente molto limitate. L'edificio, originariamente inserito nel tessuto edilizio del nucleo abitativo, si trova ora isolato a causa delle numerose demolizioni conseguenti al terremoto. Con il progetto di recupero, oltre al ripristino dell'edificio nel rispetto delle sue caratteristiche architettoniche, sono stati ricavati 2 alloggi insolitamente distribuiti uno per piano, in considerazione delle esigenze di proprietà. Gli interventi strutturali hanno principalmente riguardato il rifacimento del tetto e dei solai in legno ed il rinforzo delle murature perimetrali. Interessante esempio di casa rurale, questo edificio di Meduno, databile intorno al 1700, è costituito da una parte residenziale su 2 piani e da un rustico, probabilmente annesso in epoca posteriore, con sovrastante fienile e loggiato. Un portico separa i 2 volumi. Il suo assetto, ricorrente nell'edificato, è sviluppato lungo la strada con la facciata principale rivolta verso la corte interna. Il progetto di recupero ha previsto la realizzazione di un ulteriore alloggio su parte del rustico e la separazione delle funzioni abitative da quelle agricole. Gli interventi strutturali hanno compreso la realizzazione di un setto murario di irrigidimento e di delimitazione del nuovo rustico, la sostituzione dei solai in legno con laterocemento ad esclusione delle zone porticate,
il consolidamento delle mura perimetrali con iniezioni cementizie. Isolato su di un'altura, questo complesso edilizio che si trova nella località Tridis di Tramonti di Sotto appare riassumere in sé le caratteristiche di piccolo borgo fortificato. È costituito da 3 unità abitative e da una serie di rustici disposti lungo una corte rettangolare, la cui delimitazione è completata da un alto muro di pietra. La parte residenziale a loggia è integrata da un corpo a ballatoio pensile, frutto probabilmente di conversione di parte già destinata a rustico. La costruzione di questo complesso viene fatta risalire al 1700, ma è probabile che sia d'epoca precedente. Le opere di recupero sono state orientate al restauro conservativo, non trascurando le esigenze di adeguamento igienico-funzionale. Le opere strutturali hanno principalmente riguardato il rifacimento del tetto e dei solai in legno opportunamente irrigidito, la formazione di cordolature in cemento armato e il consolidamento delle murature. Questo complesso edilizio, che comprende ben 5 unità abitative, è un pregevole esempio di casa a loggia in cui si armonizzano gli spazi privati e quelli di relazione. Ci troviamo nella località Socchiaz Campone di Tramonti di Sotto. La costruzione, che risale probabilmente ad epoca anteriore al 1700, si sviluppa lungo 2 lati di una corte completata da un muro di pietra, sul quale è ridossato un ampio vano con funzione di legnaia e deposito attrezzi. La parte prospiciente la strada è stata demolita dopo il terremoto. Le opere di recupero sono state ispirate ai criteri del restauro conservativo. Ciò ha comportato il ripristino delle parti architettoniche alterate e la rimozione, dove è stato possibile, degli elementi incoerenti aggiunti nel tempo alla configurazione originaria della costruzione. Gli interventi strutturali hanno riguardato il rifacimento del tetto e dei solai in legno, opportunamente irrigiditi, la formazione di cordoli ed architravi in cemento armato ed il consolidamento delle murature. Lo schema di assetto storico di questo edificio di Séquals è abbastanza ricorrente nell'ambiente rurale della pianura. La sua costruzione viene attribuita al 1800, ma probabilmente risale ad epoca anteriore. Si compone di 2 unità abitative disposte lungo la strada e di una serie di annessi rustici e depositi che si estendono sui fianchi di una corte interna, completata in fondo da una cinta muraria con apertura verso le aree agricole. Il corpo residenziale a 3 piani, di grande dignità architettonica, comprende un portico d'accesso centrale ed una espansione del focolare sulla corte interna. Il progetto di recupero ha previsto il ripristino dell'edificato nel rispetto delle sue caratteristiche e la rifunzionalizzazione sia degli alloggi che degli accessori. Gli interventi strutturali hanno compreso la ricostruzione dei setti murari in coerenza con l'assetto originario, il rifacimento delle coperture in legno e dei solai, parte in legno, parte in laterocemento, ed il consolidamento delle murature perimetrali. La costruzione di questo palazzo nobiliare a topo di Travesio, isolato rispetto agli edifici circostanti e chiuso all'interno di un'area delimitata da muri in pietra, viene attribuita al 1500 a seguito dell'abbandono dell'antico castello. Pure cinquecentesca è la chiesetta lungo il limite della corte esterna. L'impianto strutturale dell'edificio, provvisoria sede della locale comunità montana, è quello tripartito con sala centrale passante e stanze distribuite sui fianchi, a 2 piani più ampio sottotetto. Sul retro sono ubicati i rustici. Le opere di recupero hanno compreso il complesso ripristino con criteri di carattere conservativo e l'adeguamento interno finalizzato alla conversione da residenza ad edificio con funzioni pubbliche. Gli interventi strutturali hanno riguardato il rifacimento del tetto e dei solai opportunamente irrigiditi, cordolature in cemento armato e tiranti sui muri perimetrali, completati da iniezioni cementizie. All'estremità orientale di topo
si trova un particolare brano del tessuto edilizio, significativo per dimensioni e configurazione. L'impianto complessivo a corti chiuse di matrice agricola si sviluppa a schiera lungo la strada. Tale nucleo di particolare valore monumentale ed architettonico è stato pressoché integralmente oggetto di intervento da parte della Regione. Questo, ad esempio, è l'edificio che, della schiera, ne costituisce la testata. I volumi edilizi relativi alla residenza e ai rispettivi rustici sono disposti in modo da delimitare uno spazio chiuso e protetto. La sequenza organizzativa è quella prevalente di tutta la schiera, con la residenza lungo la strada, la corte, in fondo i rustici e oltre a questi l'area coltivata, la braida. Le caratteristiche architettoniche e di impianto dell'insieme edilizio evidenziano i caratteri originari di una ricca casa di campagna, probabilmente destinata alla residenza estiva di famiglie nobili. Le opere di recupero sono state rivolte al ripristino del complesso edilizio con la conservazione delle sue peculiari caratteristiche, limitando a modeste operazioni l'adeguamento funzionale degli alloggi. Gli interventi strutturali hanno principalmente compreso il rifacimento della copertura e dei solai in legno, nonché il consolidamento delle murature con sottofondazioni ed iniezioni cementizie. In una conca a margine della strada, tra Clausetto e Pradis, si trova il Borgo Zuanes. Pregevole insieme che deriva dalla composizione dell'edificato e degli spazi esterni privati e di relazione. Il borgo è stato pressoché integralmente oggetto di intervento della Regione. Ad esempio, questo edificio, all'interno del compatto tessuto dell'antico borgo, comprende 2 unità abitative distribuite in verticale su 3 piani e servite da scala e ballatoi comuni. La sua facciata prospetta su una corte definita dalle quinte dell'edificato di contorno. Il progetto di recupero ha previsto l'adeguamento igienico-funzionale degli alloggi, riservando il piano terra a funzioni accessorie, e il ripristino dell'edificio con la sostituzione del rustico tavolato sui ballatoi con soluzione più consona ai caratteri tipologici dello stesso e all'ambiente circostante. Gli interventi strutturali hanno principalmente riguardato il rifacimento del tetto e dei solai in legno, parzialmente in laterocemento, e il consolidamento della struttura muraria con iniezioni. Le opere di recupero del borgo hanno messo in luce e valorizzato l'espressività del linguaggio che deriva dal corretto utilizzo dei materiali locali, la pietra e il legno. Nei pressi di Vito d'Asio, su di un'altura a breve distanza dalla strada provinciale della Val d'Arzino, sorge il borgo Fruins. Di notevole qualità per la sapiente composizione del costruito e degli spazi esterni di relazione, derivanti dall'adattamento al sito, e per la sua architettura che si evidenzia per omogeneità dei materiali e unità di linguaggio, il borgo è stato pressoché integralmente oggetto di recupero da parte della Regione. Questo complesso edilizio può essere fatto risalire agli inizi del 1800, epoca di formazione della borgata come forma di colonizzazione di aree pascolive. È costituito da 3 unità abitative disposte a schiere distribuite su 3 piani con situazioni di parziale promiscuità nei collegamenti orizzontali e verticali. Dalla composizione articolata dell'edificio, derivante anche dall'adattamento al sito, emerge la tipologia a ballatoio evidenziandosi con una grande unità di insieme. Particolare è il felice rapporto con il contesto, proponendosi come punto panoramico nei confronti della valle. Le opere di recupero hanno compreso il miglioramento delle condizioni igienico-funzionali interne e la demolizione degli elementi cementizi impropri che erano stati recentemente aggiunti ai ballatoi, con il ripristino della loro composizione originaria in legno. Gli interventi strutturali hanno interessato il rifacimento dei solai in legno, opportunamente irrigiditi con cordoli e cappa cementizia, il rinforzo delle fondazioni e il consolidamento delle murature perimetrali con iniezioni.
Vito d'Asio si trova la chiesa di San Martino, costruita nel 1503 su un precedente sedime architettonico. Abbandonata nell'Ottocento, iniziò la sua decadenza. Subì un blando restauro nel 1936, ma si trovò comunque in pessimo stato dopo il terremoto. L'opera di restauro ha messo in luce dei dipinti celati sotto gli intonaci e la rimozione dell'altare ligneo, addossato alla destra dell'arco trionfale, ha portato alla scoperta di un affresco raffigurante la Pietà di San Martino, eseguito nel 1504. Ambedue i dipinti sono stati in seguito oggetto di restauro da parte della soprintendenza. Sempre la soprintendenza ha permesso a Valeriano il recupero di un'importante realtà, la chiesa trecentesca di Santa Maria dei Battuti. Con il terremoto subì gravi danni, la caduta della volta, lesioni passanti sulla facciata e sconnessioni delle murature. Il progetto di recupero ha compreso il suo consolidamento, il ripristino delle volte crollate ed opere di adeguamento antisismico. L'affresco del Pordenone, che si trovava sulla facciata, staccato durante il restauro ed in seguito ricollocato, attualmente è stato asportato per studiarne soluzioni definitive di conservazione. La costruzione di questo edificio a Pinzano al Tagliamento viene attribuita al 1800, ma probabilmente risale ad epoca anteriore. Edificio con unico ampio vano distribuito su 2 piani più sottotetto, era adibito a deposito, forse originariamente a granaio. Il portale, posto in continuità con il fianco destro e il muro merlato opposto, denunciano una diversa configurazione storica del fabbricato nel rapporto con la situazione di contorno. Il progetto di recupero ha previsto la demolizione del manufatto aggregato in tempo recente e il ripristino completo dell'edificio, anche in vista di un suo utilizzo per funzioni pubbliche. Gli interventi strutturali hanno compreso la realizzazione di un setto di irrigidimento trasversale interno, il rifacimento della copertura in legno, la sostituzione dei solai in legno con latero cemento e il consolidamento delle murature con iniezioni cementizie. Questa ricognizione dei progetti e degli interventi effettuati nell'arco di 20 anni sui beni culturali della Pedemontana Pordenonese deve essere un'occasione di riflessione di quanto e come fatto, un'occasione di approfondimento scientifico, tecnico e culturale. L'evoluzione legislativa e gli indirizzi progettuali impartiti potrebbero essere materia di revisione nei modi di intervenire sul patrimonio architettonico esistente, all'interno di una ritrovata identità culturale.